18 e un minuto, siamo in diretta anche oggi pomeriggio su Io Compro Siciliano. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti dalle nostre parti. Allora, siamo a giovedì, quarta puntata della settimana, quindi ci dirigiamo ovviamente, come dico sempre, verso il weekend, no? Non è che in questo periodo si possano fare grandi cose nel fine settimana, però respiriamo già aria di weekend e non è male. Allora, salve da Cristina Ruffino, questo è pomeriggio special, tantissimi ospiti anche questa settimana. Noi siamo partiti ovviamente lunedì con la nostra classica rubrica dedicata alla cucina, con la cucina dei ricordi insieme al nostro Mariano Carbonetti. Martedì vi ricordo l'appuntamento, ma lo ricordo ai nuovi arrivati, c'è nutrizione e benessere. Ogni mercoledì abbiamo lo sport e salute con tanti personaggi legati al mondo dello sport, ma non solo. Giovedì moda e tendenze, e poi il venerdì, come sempre, noi chiudiamo la settimana con i viaggi di Io Compro Siciliano insieme alla nostra Céline Alcalà, che ritroveremo domani. Su domani devo dire che ci sono un bel po' di novità, ma non sto qua a svelarvi grandi cose, anche perché non sarebbe il caso. Noi siamo in attesa di collegarci con l'ospite di oggi, di questo giovedì pomeriggio 4 febbraio. Intanto io sono molto contenta perché oggi, come dicevo prima, compiamo un mese. Pomeriggio special compie un mese, perché io sono partita, ho iniziato ufficialmente questa avventura nel gruppo di Io Compro Siciliano il 4 gennaio, quindi oggi siamo in tema di festeggiamenti. Infatti io mi sono portata il mio bicchierino di acqua solito, ecco perché brindo così. Pronti per ospitare l'ospite di oggi giovedì, quindi per la rubrica Mode e Tendenze mi pare che è pronta per entrare. Intanto io la presento, è titolare di un'azienda artigianale che si trova a Catania, dedita alla realizzazione di calzature esclusive di grande pregio. Il suo è uno stile di artigianato siciliano legato alla tradizione, ma che si evolve e si adatta seguendo le mode del momento, la cui fonte di ispirazione è la nostra terra, i nostri territori. È tutto made in Sicily. È una bravissima stilista, designer, Luciana Cavalli. Ciao a tutti, L'abbiamo mi pronta? sentite? Sì, benvenuta Ciao, Luciana. ciao, tutto Benvenuta. bene? Sì, come Grazie, stai Luciana? grazie. Posso darti del tu? Sì, 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 senz'altro. Bene, grazie, tutto bene. Allora Luciana, abbiamo un bel po' Al- di cose da raccontare oggi per quanto riguarda la tua sì, sì, azienda, che si chiama proprio come te, Luciana Cavalli, ed è Luciana Cavalli, un'azienda sì. all'interno della quale tu produci veramente tantissime cose, calzature, ma io vorrei che me ne Sì. parlassi veramente tu, perché è un'azienda Allora, che tu hai sì. aperto quanto tempo fa e come? Tanti anni fa, già sono passati 38 anni, Ecco. quindi quasi 40, sono tanti. Quindi oltre che produzione di calzature facciamo accessori donna, borse, cinture, poi abbiamo inserito anche la bigiotteria, insomma di tutto di più, essendo produttori, essendo artigiani, quindi tutto ciò che è bello e che piace a noi donne lo produciamo. Allora, diciamo Luciana che tu hai ripreso un vecchio stabile che degli anni Sì, 40 esattamente, no? Ed hai sì, praticamente perfetto. riportato ai fasti di un tempo, no? Perché si trattava di un ex calzaturificio che tra l'altro tu ammiravi comunque quando eri piccola. Sì, 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 perché io andavo all'Istituto d'Arte che è lì vicino praticamente, vedevo questo stabile meraviglioso, fatiscente naturalmente perché è stato abbandonato per tantissimi anni, figurati è stato dismesso nel 69, quindi ti immagini cosa ho trovato dentro non Sì. appena ho avuto le chiavi. Ci sono voluti ben 7 mesi di restauro, però molto soddisfatta perché è un sogno, credimi. Tra Quando sei a l'altro Catania tu, voglio che vieni a trovarlo. Sì, ma io dimmi. sono a Catania, quindi ti verrò a trovare, cara Luciana. Ah, allora sì, ci conto veramente, ti faccio Sì, vedere tutto, guarda. sì. Tra l'altro tu mi pare che hai voluto mantenere proprio la stessa facciata degli anni 40, no? L'hai Sì, ripreso? sì, abbiamo ripreso anche il colore, figurati che ci sono voluti 2 mesi per trovare lo stesso colore degli anni 40, è stato molto difficile, però se lo vedi è identico. Allora, Abbiamo tra l'altro, ricostruito Luciana, tu, dentro tutto, sì, dimmi tutto. bellissimo, bellissimo, guarda. Allora, tu parlavi di Grazie. istituto d'arte prima, poi sei volata a Milano, no? Sì, Dove hai sì, poi proseguito sono gli studi andata là. alla Morangoni a Milano, sì, ho Ti due volevano a anni. Milano, io lo so. Io so che ti volevano a Sì, Milano perché le tue sì, sì. capacità erano veramente straordinarie, ma tu Sì, cosa hai sì. fatto? Hai ragione, guarda, perché quando sei un elemento valido subito ti collocano in degli studi importanti. Io ero collegata sullo studio Callaghan, però io da Ponterrona sono scesa.
Ecco, Io amo e sei troppo la mia ritornata? terra, mi dispiace. Ma anche io, Mi guarda, dispiace. quindi è uguale. Noi dobbiamo ovviamente valorizzare sempre il nostro territorio. Tra l'altro, tu hai creduto proprio nelle potenzialità, no, della Sicilia, perché la tua produzione, ricordiamolo, è tutta made in Sicily. Tutto made in Sicily, sì, sì. Quindi utilizzi prodotti siciliani, manifattura tra l'altro locale, Sì. no? Ricordiamolo. Sì, la manodopera tutto locale, soprattutto di giovani, perché vorrei tanto che i giovani rimanessero in Sicilia anziché andare via. Infatti, se tu vieni in azienda, la maggior parte dei miei dipendenti sono giovani. Ecco, quindi diamo Per chi una ama mano tra l'altro soprattutto ai questo giovani. lavoro, per chi ama soprattutto questo lavoro artigianale, come una volta, non abbiamo niente di macchine, facciamo proprio come faceva mio nonno, perché mio nonno faceva scarpe, quindi Allora, tra l'altro, c'è tuo nonno un'eredità. faceva, è vero, tuo nonno faceva Sì, scarpe sì, e a quanto so sì, io, perché io indago nella vita degli ospiti, tra sì, l'altro i tuoi genitori hanno fatto tutt'altro, ma tu hai preso in mano le tutt'altro. redini di questo Sì, grande regno e tra l'altro ripreso tra l'altro il grande impero tra l'altro che tuo nonno ti ha lasciato, no? Una sì, sì, grande sì, 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 eredità. sì, sì, sì. Una grande eredità, hai ragione, in effetti, sì, è una cosa che io amo tanto. Nelle tue creazioni, cosa possiamo Sì, trovare? Possiamo trovare tutto quello che ovviamente parla di Sicilia, quindi dal carretto sì. siciliano a cosa? Allora, non solo gli elementi carretto siciliano, fichi d'India, ma anche i colori, perché abbiamo dei colori stupendi noi in Sicilia, quei colori meravigliosi che non trovi da nessuna parte, perché anche il verde stesso, il giallo, sono dei colori vivi, come il nostro sole, come la nostra terra. E quindi naturalmente tutto questo va nelle mie creazioni. E quindi le tue creazioni vanno dalle calzature che tra l'altro possono anche Sì. essere create su misura. Mi racconti un Su po'? misura, ecco, io sono specializzata soprattutto in calzature su misura. Faccio tante scarpe da sposa, da cerimonia, piedi piccoli, molto piccoli, perché noi, guarda, la misura più piccola, ti faccio ridere, la misura più Vai, piccola che abbiamo fatto è 30 e mezzo. Tu dici una donna? Sì, una donna fatta bene, piccolina, con una misura 30 e mezzo. Guarda, è stata emozionante perché questa signora non aveva mai indossato una scarpa col tacco, con platò e tacco. Non appena le ha ah, indossate, credimi, ha pianto. Perché mamma mia, indossava solo certo, scarpe ha indossato solo scarpe da tennis e scarpe per bambina, perciò per bambina tacca 1 centimetro. Ma certo. soddisfazione, guardi, veramente mi sono emozionata dietro di No, lei. ma, Veramente. E ma poi indubbiamente. dall'altra parte, numero 47, una donna alta 2 metri di Siracusa, 47 di piede. E questa Mamma naturalmente non mia. aveva mai indossato una scarpa con i tacchi. Quindi noi siamo gli unici in Italia a fare misure estreme, piccoli e grandi. E ci vengono da tutta Bello. Italia proprio per questa necessità che la compri su internet, però su internet compri una scarpa standard, numero Esatto. 35, 36, 34, però di solito chi ha i numeri piccoli hanno misure, per esempio 30, 31, però la pianta ce l'hanno il numero 35. C'è Certo. sempre questa difformità nel piede perché hanno le misure standard 37, però la pianta è larga. E dove la Ecco. trovi? Solo da me. No, e Solo da me questa è trovi una questa. cosa veramente bellissima. Quindi, tra l'altro, tra poco ne daremo tutte le indicazioni su come fare a trovare la sua azienda. Anche perché, comunque, io, per esempio, ho l'intenzione di avere una scarpa proprio su misura. Posso decidere io, ovviamente, la misura del Sì, mio piede, che sia piccolo, grande, eccetera. Quindi, posso decidere anche il colore della scarpa, posso e il decidere colore anche della cosa. scarpa, sì, il plateau, che tipo di tacco, vuoi con plateau, senza plateau, punta chiusa, punta aperta, punta a punta, punta sfilata, cioè puoi scegliere, infatti quando vengono da me, il primo impatto si confondono perché c'è una vastissima scelta, non ce l'hai neanche in un negozio, perché entri da me, vedi migliaia di modelli e poi puoi Certo, fare il tacco grosso, il tacco piccolo, il tacco sottile, ora va tantissimo il tacco a rocchetto, che non lo trovi, assolutamente no. e poi senza plateau, e poi con strass, con accessori, scarpa a gioiello, scarpa dipinta, perché per esempio abbiamo fatto, troppo carina, mi ha portato un tessuto, una sposa che aveva delle rose
e io gliel'ho dipinta nelle scarpe, ma quella felice, è stata una cosa meravigliosa, cioè la tua scarpa è uguale al vestito, oppure il pizzo del tuo abito lo metti nella scarpa, è eccezionale, dove la Fantastico. trovi? È una cosa incredibile, infatti la prima volta vengono, si stupiscono ed elaborano, possiamo vederci la seconda volta perché in effetti qua posso creare la scarpa dei miei sogni che io non la troverò mai in nessuna parte del mondo. Infatti le vedo che sono proprio molto confuse e poi tornano e sono Ma, poi ben decise. ma ci credo, e Mm. possiamo dire tra l'altro anche che si tratta proprio di veri e propri pezzi unici, che nessun altro avrà, Certo, no? perché ma è normale, non sarà mai una scarpa uguale, perché ognuno di noi siamo diverse. Quindi chi la vuole a punta, chi la vuole aperta, chi la vuole tacco basso, chi tacco alto. Poi la maggior parte, guarda, devo dire che ci sono tantissime donne alte, gli uomini sono medi, e stiamo facendo tantissime scarpe con il tacco basso che non trovano da nessuna parte. Però naturalmente perché la scarpa col tacco basso non è tanto bella, però Certo, non è guardi, elegante, no? poi non è elegante, però poi io le convinco, non ti preoccupare, te la faccio carina, guarda, ti fidi? È stato neanche una settimana fa, ho fatto una scarpa ballerina, quindi punta chiusa e tallone dietro con un fiocco, con un nastro, e poi gliel'ho adornata davanti con le perle strass. Quella felicissima, ha detto, ma non è la mia scarpa? Ed era felice, infatti mi ha mandato la foto con l'abito, con la scarpa, contenta. E Bellissimo. io Luciana, contenta assieme a lei, sì. di conseguenza, se lei è d'accordo, io andrei a vedere Certo. proprio un video per rendere l'idea ai nostri Sì, sì, telespettatori di sì. che cosa stiamo Sì, sì. parlando e fargli capire un po' di più. Andiamo. Le devo fare i miei Bellissimo. complimenti. Grazie, Le devo grazie, fare i miei grazie. complimenti. Io avevo visto già qualcosa, quindi sapevo a che cosa sarei andata incontro oggi pomeriggio perché conoscevo già l'azienda Grazie. e devo dire è veramente bellissimo ciò che fa. Che materiali usa, per esempio, per realizzare le borse, le scarpe? Per realizzare le scarpe cosa usiamo di più preferibilmente? Allora, tutto esclusivamente pelle. Ok, Da me non esiste copelle, sinte, non esiste completamente. Tutti i materiali pregiati che vengono dalla Toscana, e poi uso anche molto cavallini, non sono cavallini, sono mucca, lavorazione cavallino, poi i sì. pitoni, naturalmente del lavamento, tutti i materiali, insomma, per i vegani non possono venire da me. Quindi tutti i Questo è vero. materiali importanti, gioielli, tutti strass Swarovski, tutte pietre dure. Guarda, io ti invito, rimarrai stupita, voglio stupirti. Voglio No, ma stupirti. io sono convinta perché io poi tra l'altro non sono, ma io credo che quando entrerò io rimarrò proprio di sasso perché uscirò forse dopo 4, 5, 6 ore se va bene, perché sono veramente Ma affascinata da questo mondo, ma tra l'altro ho visto anche poltrone, ho visto un po' di sì, sì, le tutto. abbiamo inserite Sì, da un io- paio d'anni in collaborazione con un grosso mobilificio qui di Catania, bellissimo, che fa queste strutture scolpite a mano. Collaboriamo insieme perché non faccio io le sedie, io gli do i tessuti, li dipingo e loro preparano tutto. La ditta si chiama Classimo ed è veramente un'azienda eccezionale. Ma E poi vengono è bello dipinte a perché mano? sì, 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 a mano, le dipingo io assieme alla mia collaboratrice, certo, certo. E poi ti volevo dire, quando vieni da me,
rimani incantata, soprattutto perché vedi la lavorazione, la produzione, perché giù c'è la lavorazione, quindi tu vedi come si produce una scarpa, come si produce una borsa, proprio li vedi con i tuoi occhi e poi sali su e vedi lo showroom e tutta la produzione. Quando salgono su i clienti fanno, ma tutta questa roba la fate qui? E c'è stata sotto, poc'anzi, sì, la produciamo tutta qua, tutta quella che vedi, tutta quella che vedi. Mamma mia, bellissimo ritrovare delle aziende così, le aziende si ritrovano le tradizioni, si ritrovano tra l'altro le aziende veramente di un tempo e infatti Luciana ha Sì, sì, ripreso sì, in sì, mano sì, proprio le redini di quello che era l'impero, no? Di suo nonno e sì. quindi, perché suo nonno, ripetiamo, aveva un Il mio calzaturificio, sogno, quindi sì, il suo sogno che finalmente si è davvero realizzato, perché tra è l'altro lei prima realizzato. non si trovava a Catania, lei, tu Luciana, vabbè, non eri a Sì, sì, Catania ma mi eri ad trovavo a Acicastello. Castello, sì, 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 a Ecco, quindi poi Castello. hai deciso di fare le cose in grande, avendo avuto la possibilità, hai potuto coronare proprio il tuo sogno. Vediamo se ci sono dei messaggi da leggere. Intanto voi vi invitiamo a collegarvi a Io Compro Siciliano, a mandare sempre i vostri messaggi, a scriverci se avete delle curiosità, potete insomma fare tutto. Io Compro Siciliano, Luca Leonardi con il suo solito hashtag. Festeggiamo insieme un mese con Cristina Ruffino in questa grande famiglia di Io Compro Siciliano. Sei molto bella e brava, ci regali grandi emozioni, eccetera, eccetera. Grazie, io odio i complimenti, mi imbarazzano veramente tantissimo. Buonasera a tutti, un saluto dalla Francia, Cristina è ospite. Buonasera, Salvo Bucchieri, ti stiamo facendo vedere un bel po' di Sicilia vera. Buon pomeriggio, le migliori scarpe sono state quelle di manifattura artigianale e oggi che non si trova più il mezzo punto, ancora meglio, scrive Lidia Prestana. Siamo pienamente d'accordo con te. Dove possiamo trovare questo negozio? Diamo l'indirizzo subito. Sì, Luciana. è una fabbrica, via della Mecca 6, Catania. Praticamente siamo al centro di Catania, a 50 metri dal Duomo. Di fronte abbiamo le Terme della Rotonda, alle nostre spalle l'anfiteatro greco. Non puoi Perfetto, quindi confonderti, metti su Google Luciana Cavalli e ti porta direttamente da noi. abbiamo quindi dato le indicazioni. Luciana, allora, in questi giorni per la città di Catania sono dei giorni un po' particolari, importanti, no? Perché Sì, si festeggia la sì, Santa sì, Patrona di Catania che è Sant'Agata e ovviamente anche quest'anno i festeggiamenti sono sicuramente diversi, no? Rispetto a quelli di tutti gli altri anni. Io so sì, che comunque lei ha una profonda devozione, no? Per Sant'Agata. Come sta sì, vivendo sì, sì. questo periodo e quanto c'è di Sant'Agata all'interno delle sue creazioni? Allora, questo momento lo stiamo vivendo un po' triste perché l'anno scorso c'erano tantissimi, tanto festeggiamenti agatini, ma quest'anno purtroppo non c'è niente. Infatti stamattina sono scesa a Piazza Duomo, il cuore è piccolo piccolo, non c'è proprio niente. Poi cosa? Le mie creazioni, come vedi, c'è sempre la Sant'Agata nelle borse. L'ho fatta anche nelle scarpe, sai, tanti anni fa, 5 anni fa. Noi avevamo il negozio in via Etnea, proprio vicino alla Queen, centro. Sì. E mi sono permessa di esporre, di fare una vetrina tutta Sant'Agata. E avevo fatto delle sculture che avevo messo nelle borse e nelle scarpe. E sono stata criticata, sai, dai devoti. Sento i tuzzani veri? No, questo no, l'ho tolte immediatamente. Ho rispettato il devoto in una maniera pazzesca. Le ho tolte perché non l'hanno accettata questa cosa. Quindi ha deciso di interrompere, diciamo, questa Sì, produzione di sì, 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 calzature. nelle calzature l'ho proprio eliminata, nelle borse invece l'accettano ben volentieri, nelle borse, nelle coffe, anche negli orecchini, nelle collane perché abbiamo fatto anche dei rosari, quindi l'accettano, ma nelle scarpe assolutamente no. Quindi Andando a parlare rispetto. tra l'altro di gioielli, Luciana, i gioielli come vengono realizzati? Sono tutti fatti a mano? Ci racconta un po' Tutti come fatti a vengono mano, realizzati gli orecchini, le sì, collane? sono fatti in ottone, quindi tagliati a mano, incisi a mano e poi tutti decorati o con la pittura o con gli strass, insomma sono tutti molto ricercati, non so se tu hai visto qualcosa. Sì, sì. Poi addirittura abbiamo ripreso anche il carrettone siciliano, vari pezzi di legno dipinti, poi con la monachella in ottone, insomma sono molto belli, io sono contenta naturalmente. No, ma indubbiamente, quindi anche in questo caso si possono richiedere dei gioielli fatti proprio su Su misura in base allo misura, stile e la richiesta sì, della cliente, sì, del sì, sì. cliente. Guarda, Co- sì, a Natale abbiamo fatto degli orecchini, venivano dei clienti, soprattutto i fidanzati o mariti,
e hanno personalizzato gli orecchini per la propria compagna oppure per la propria moglie, ma è stata una cosa molto carina perché gli davo tutti gli accessori, naturalmente la struttura già l'avevo preparata prima, quella in ottone Sì. oppure la filigrana, e il marito ha scelto: no, voglio questo strass perché mia moglie il rosso non piace. Abbiamo fatto la stessa cosa che faccio nelle scarpe, l'abbiamo creata anche sui gioielli e devo dire che è andata abbastanza bene perché anche questo è un gioiello unico che ce l'hai solo tu, perché se te lo Certo. produci tu stesso ce l'hai solo tu in esclusiva. È un pezzo unico, insomma, ci possiamo anche vantare avendo un gioiello Luciana Cavalli, questo è solo mio, ce l'ho solo io, l'unico pezzo al mondo. Certo. Ma tu cosa fai? Esporti, Sì. Luciana? Riesci ad esportare in tutto il Sì, mondo con la tua sì, fabbrica? sì, praticamente noi abbiamo fatto la fiera a Washington, a Pechino, a Mosca, abbiamo lavorato con l'estero e poi soprattutto con lo shop online, perché noi abbiamo lo shop online naturalmente www.lucianacavalli.it, andate sullo shop e trovate tutto ciò che produciamo e spediamo in tutto il mondo. Tra l'altro lo shop online e-commerce è servito tantissimo in questo periodo di restrizioni, no? In cui non ci Sì, si poteva muovere. infatti, sì, sì, Come sì, sì, avete sì. vissuto in fabbrica, in azienda, questo periodo di restrizioni che Sa, purtroppo è stata una mazzata un po' per tutti? sì, 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 devo dire di sì, soprattutto, lo sai, per le mie sposine. L'anno scorso hanno rimandato tutto il matrimonio, quindi si spera quest'anno, e chissà se quest'anno ci riusciamo a sposarci. E siamo stati un po' chiusi, un po' aperti, un po' chiusi, un po' aperti. Insomma, è Insomma, è stato stato un un poco periodo difficile anche per difficile, noi. Sì, 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 ma molto, molto difficile, ma la speriamo produzione bene. quindi si è fermata, no, Luciana? No, In questo periodo si è fermata anche per assolutamente. voi o no? Produzione si è fermata un po', però per quanto riguarda tutta la collezione invece no, perché se lei, anzi se tu vai a vedere sia sui social che naturalmente sul sito c'è tutta la collezione nuova, quella io non mi fermo mai davanti a niente, Ecco. Ma neanche come ti davanti vengono alla pandemia, sì. è vero, ma questo è un messaggio importante, Luciana, perché Sì, sì, diciamolo sì, sì, pure. Parlavo l'altro giorno con un nostro ospite psicologo, il dottor Salvo Noè, diceva sì, vietato lamentarsi in un periodo di stasi, di fermo, come assolutamente quello no. che abbiamo vissuto, reinventarsi, andare sempre avanti per non Sì, rimanere fermi e quindi toccare il fondo. Bisogna sempre andare avanti, bisogna sempre camminare, sì, credere in quello che si fa, avere la convinzione che quello che si sta facendo è quello che comunque, insomma, che è una cosa veramente importantissima. Quindi mai sì, lamentarsi, sì, andare sì, sì, sempre sì, avanti, no, ce l'hai fatta, Luciana, assolutamente, io brava. sono contro, io infatti sono sempre quella del bicchiere mezzo pieno, quindi non lo troverai mai in me un malumore, assolutamente. La cosa più che vendi di più in assoluto, la cosa più richiesta della tua azienda qual è? Per E esempio. le scarpe, le scarpe senza dubbio, le scarpe personalizzate, ormai la donna vuole essere al centro dell'attenzione, soprattutto nella... Guarda che gli accessori sono molto più importanti di un vestito, perché ti puoi mettere uno straccetto, l'importante è che gli accessori sono particolari e all'ultima moda, scarpe, borsa e anche un gioiello particolare, sei già vestita. Ma ti ricordi per esempio la scarpa più particolare che ti hanno chiesto di realizzare, o magari la cosa più bizzarra, a parte la scarpa da 30, misura 30 punto qualcosa, che è stata veramente, credo, l'unica volta che ti sia capitata in tutta la tua vita. La richiesta più bizzarra che ti hanno fatto qual è stata? Allora, una bizzarra mi hanno fatto fare una scarpa con le ali, con le ali, sì. Poi una molto invece pazzesca, una principessa di Dubai mi ha fatto fare uno stivale di pitone altissimo sopra la coscia, Mh. ma è una cosa, tacco a spillo altissimo e quella è la cosa più particolare. Poi mi chiedono di tutto, credimi, di tutto, visto che si possono sbizzarrire, chiedono qualsiasi cosa. Ma anche di abiti? Gli abiti no, perché io abiti faccio solo Non ne f quattro pezzi così del okay. mio tessuto siciliano, non so se hai visto qualcosa. Ho fatto solo un pantalone, una casacca, ma io sono specializzata più nelle calzature e Certo, negli nelle accessori, borse, quindi negli parliamo di accessori, borse, sì. Sì. parliamo di scarpe, parliamo anche di cinture tra l'altro, no, perché Sì, 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 sì. Ma io sono nata con le cinture negli anni '80, ecco, è stato il tuo punto perché di partenza quello. sì, perché sai, nella scuola non è che impari la manualità, cioè impari tutta teoria, la pratica non ce l'hai assolutamente. Quindi quando esci, che fai?
E quindi ho iniziato con le cinture piano piano e devo dire che le ho vendute abbastanza bene. Sono stata una delle prime negli anni '80 a fare la cintura in patchwork di pitone, che tutti lo sanno, specialmente Ecco, in tutta Italia. Poi gli altri l'hanno fatta, ma negli anni '80 la cintura in patchwork l'ho fatta io. Pitone e quindi non ce patchwork. n'è per E devo dire nessuno. che non ce n'è per nessuno. Infatti qualche cliente mio viene ogni tanto, io c'ho ancora la tua cintura e mi dura. Ah, cavoli, dopo 40 anni. Ma ci Mi dura credo anche ancora. perché comunque una cintura dopo 40 anni, record sì, ma si parla di Ma è anche una cintura abbastanza fatta bene, attuale, ma certo. soprattutto è ancora attuale, ancora oggi. Quando verrai nel mio stabilimento, io ti voglio far vedere nella mia stanza, cioè le prime cinture che ho fatto negli anni '80, che sono Sì. abbastanza attuali, perché sono tutte intarsi o con foglioline di pitone o con... e queste me le faceva fare un mio cliente particolare anche, Gigi Tropea. È stato Ok? lui, mi faceva fare delle cinture pazzesche, sia lui che anche Orazio Calabrò mi faceva fare delle cinture con le borchie, ma questo negli anni '80. Che Quindi diciamo stiamo per chi parlando non di li tanti conoscesse, anni fa. sono due i titolari, i proprietari di due negozi veramente importantissimi, insomma, in Sicilia, lo Sì, in vogliamo Sicilia, sì. ricordare. Mm. E Sì. quindi praticamente hai lavorato soprattutto, hai lavorato anche per loro. Che consiglio dai in questo periodo agli imprenditori di aziende che come te cercano di andare avanti per affrontare questo periodo di difficoltà? Che consiglio dai? È difficile, che consiglio di avere fiducia, di aspettare. Forse il nostro governo si muoverà, speriamo, Ma soprattutto per... speriamo di sì. speriamo di sì. Vogliamo Incrociamo le crederci, dita, dai. incrociamo le dita un po' per tutti. Ci puoi dare qualche Sì. anticipazione per quanto riguarda la nuova collezione? Dove possiamo vederla? Allora, C'è il sito, ricordiamolo. Allora, c'è il sito www.lucianacavalli.it, poi c'è la pagina Facebook Luciana Cavalli Shoes, poi c'è Instagram, la stessa cosa, Luciana Cavalli. E allora, io voglio immaginare tutto colorato, fiori, Ecco. colore, gioia, amore, felicità. Basta, basta buio, basta umore negativo, basta. Adesso andiamo avanti perché il mondo deve andare avanti e soprattutto con donne come noi, come te, Brava, come me e come grazie. tante altre, va bene? Deve andare avanti a Ok, colori soprattutto. Ma a proposito di a colori, visto i colore. colori della nuova stagione sono il giallo e il grigio, c'è qualcosa di giallo e il grigio nella tua collezione? Sì, giallo tantissimo e c'è anche l'arancio, eh? Ecco, C'è tanto quindi arancio, forza. giallo, arancio. Sì, 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 Andiamo avanti a colori perché comunque i colori a colori. sicuramente danno felicità, danno sicuramente serenità e basta col Gioia di buio. vivere. La No, vita è basta, il mondo di Luciano è Cavalli, finita. La è vita è vero. bella e bisogna godersela tutta, fino alla fine, anche nei momenti bui. Grazie Luciana perché tu sei veramente una Grazie. testimonianza di come il Made in Sicily possa funzionare nel mondo e di come il Made in Sicily debba essere veramente considerato il mood importante, diciamo, di tutti gli Sì, imprenditori. Compriamo siciliano, realizziamo siciliano, ecco, pensiamo alla nostra Sicilia che ne ha davvero tanto bisogno, no Luciana? sì, 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 sono d'accordo con te. Facciamo Viva la andare Sicilia. avanti, viva la Sicilia sempre, facciamo andare avanti gli imprenditori siciliani, ok? Facciamo un Siciliani, po' sono di d'accordo. patriottismo, di campanilismo, perché Sì, 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 credo sì, proprio sì, che sia sì, quello che sì. ci vuole. Sì, Luciana, in bocca al lupo per ok. tutto, io ti verrò a trovare Viva il presto, lupo. eh? Ti aspetto, va bene. Grazie, un bacio. Ok, ciao a Grazie tutti. Luciana Ciao, Cavalli. ciao. Grazie. Allora, siamo arrivati al termine. Oggi abbiamo parlato proprio di sicilianità con un'altra eccellenza nel mondo. Abbiamo parlato di Made in Sicily, ma ovviamente il Made in Sicily appartiene a Io Compro Siciliano perché parliamo soltanto della nostra bellissima terra che, come dicevo prima, ha bisogno di ognuno di noi, del nostro supporto per andare avanti, come è giusto che sia, perché davvero di eccellenze ne abbiamo veramente tantissime. Ecco. Allora, io sono arrivata al termine di questa puntata di oggi. Saluto Paolo Gatto, che è stato ovviamente in regia insieme a noi anche questo pomeriggio. Saluto Marzia in redazione, ma vi ricordo che questa sera ci sarà l'appuntamento del giovedì, perché questa sera ci sarà Sicily On Air insieme al nostro Vincenzo Canzone alle 21:30. Quindi guardate la puntata, condividete, condividete, condividete anche questa. Io ritorno domani. Domani, attenzione perché sarà weekend. Partiamo. Vi faccio fare un bel viaggetto domani, anzi forse più di uno insieme alla nostra Celine Alcalà. Grazie per essere stati insieme a me, da Cristina Ruffini è tutto, a domani alle 18. Ciao, sigla!